Oggi è venerdì 4 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. «4 giugno 1996. Dalla base di Koruru, nella Guyana francese, l'Agenzia Spaziale Europea effettua il primo lancio di un nuovo vettore, l'Ariane 5. Per la sua realizzazione ci sono voluti 10 anni e una spesa di circa 7 miliardi di dollari. Anche il nostro paese, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana, ha dato il suo contributo pari al 15% del budget complessivo del progetto. La prima missione dell'Ariane 5, il cui valore è stimato in 500 milioni di dollari, serve a portare in orbita i 4 satelliti cluster di una costellazione che dovrà studiare la magnetosfera terrestre per studi meteorologici. Dopo 37 secondi dal lancio, a 3700 metri di altezza, il razzo comincia improvvisamente a deviare dalla sua rotta, innescando così il dispositivo di autodistruzione per evitare che ricada incontrollato sulla Terra. La commissione d'inchiesta sull'incidente accerta poi che il computer di bordo aveva erroneamente ritenuto che il razzo avesse bisogno di un cambio di rotta. La causa era stata la incapacità del sistema inerziale di guida di interpretare correttamente un numero troppo grande rispetto alla capacità di elaborazione del software, riferito alla velocità e alla rotta del razzo. I progettisti, infatti, avevano ritenuto di non dover creare una nuova versione del software di controllo delle prime fasi di volo rispetto a quella presente sulla precedente versione del lanciatore, l'Ariane 4, che rimaneva in funzione per i primi 40 secondi dal lancio. Ritenevano infatti che il sistema di calcolo fosse adeguato per la velocità nella prima fase di volo. Non avevano però considerato che la nuova versione del razzo aveva un'accelerazione maggiore di quella della precedente, per cui già 3 secondi prima del limite previsto, l'Ariane 5 aveva una velocità ben maggiore di quella raggiunta dal suo predecessore in quella fase, per cui il computer è andato in blocco per l'incapacità di calcolare un numero più grande di quello che il software era in grado di gestire. Successivamente la missione dei satelliti cluster in orbita con un lanciatore Soyuz ha avuto successo e continua. È stata recentemente estesa fino al 2022.